Vediamo quest'altro. Ecco, questo è figo. No, un bianco acceso. Vediamo. Eccolo qua. Mamma mia, vediamo un pochettino. Quanto costa questo? 745. Più che altro io gli aggiungerei qualche quadro per riempire un po' la stanza. Poi ragazzi mi fate sapere che ne pensate di questa bella stanzetta. Qualche quadro moderno tipo questo. Guardate che figo. Uno. Gli aggiungiamo un altro quadro. Ah, guardate quest'altro. No, gli mettiamo qualche quadro diverso tipo questo. Sassofono in silhouette. No, è bruttissimo. Vediamo di mettere qualcosa tipo questo, l'intrepido. No. Pure quest'altro. Vediamo. Natura morta. Possiamo provare anche qualcosa di diverso, per esempio quest'altro. Sì, questi motivi un po' astratti. Vediamo un po'. Eccolo qua, guardate che bello. Anzi, lo metterei qua per riempire un po' questa zona. Perfetto. Gli mettiamo anche qualche bella pianta, ragazzi, di genere nuovo. Per esempio, vediamo un po'. Perfetto. E mi sa che abbiamo dedicato tutti i nostri soldi a questa sezione. È davvero molto più carino adesso, secondo me. Una televisione gliela possiamo mettere qui. Perfetto, un pochettino più lontana, il tavolo un po' più in qua. Anzi, io direi di fare al contrario. Il tavolo qui, la televisione qui. No, anzi, facciamo così. La televisione la rimuoviamo. La compreremo quando avremo più soldi. La metteremo al muro. Questo tavolino lo lasciamo qua. Il divano lo mettiamo appunto in questa posizione. E aggiungiamo per esempio un bello stereo moderno da questa parte. E delle decorazioni appunto sul tavolo. Per esempio gli possiamo mettere, vediamo un po', ci sono solo oggetti poco costosi. Vediamo un po', questo cos'è? Disco fisso dei computer, quello che appunto mi si è rotto. Gli possiamo mettere qualche bel tavolino. Oppure, ecco, qualche tendina. No, un tappeto. Vediamo se ci sono tappeti appunto di carattere moderno. Vediamo un po'. Un tappeto del genere, tutto leopardato. Ecco, vediamo un po'. Olè. Perfetto ragazzi, mi sa che abbiamo completato un po' tutto. Vediamo qua se è preciso. Allora ragazzi, il piano di sotto è stato completamente ridisegnato. Abbiamo speso tutti i nostri soldini e adesso sembra avere un tocco migliore. Allora prendiamo questa e la mettiamo qua dentro. Perfetto, e questo lo possiamo anche lasciare qui. Ragazzi, se non vi piace possiamo anche cambiare tutto. Per esempio possiamo cambiare il colore dei nostri, come dire, dei nostri banconcini. E anche il colore dei nostri muri, per intonarli magari con un azzurro. Ecco, per esempio, vediamo un pochettino. Edward a posto. Anzi ragazzi, solo per curiosità voglio vedere quanto costano in azzurro. Per esempio, quanto costava quando l'abbiamo comprato. Già si sono svalutati. E che cos'è? Neanche quando si compra una macchina nuova. E addirittura già si sono svalutati. Ma dai, non si può cambiare il colore? Per esempio voglio vederlo con un altro colore. Fondi insufficienti. Facciamo un esempio. Per esempio vendiamone uno. Se per esempio lo voglio mettere, neanche 2 ne dobbiamo vendere. Ma va bene ragazzi, allora lasciamo per adesso così, che è carino. Appena abbiamo nuovi soldi, vediamo un pochettino se possiamo cambiare il colore anche in azzurro, per vedere come ci sta, perché anche l'azzurro sarebbe interessante. Allora per adesso lasciamo così, perché cioè, questa colorazione potrebbe anche non piacervi. Per esempio sotto colore decisamente moderno, anche arredamento moderno, e sopra magari un po' più antico. Allora Edward, perfetto, ricarichiamoci. Cosa stiamo combinando noi? Che stiamo facendo? Che stiamo facendo? Ah, stiamo scrivendo il nostro nuovo libro, perfetto. La Pantera Rosa. Vedi di riparare, asciugare. Che è successo? Ti fai finito di scrivere un libro, perfetto. Vedi anche di cenare con un po' di insalata giardiniera. E dopo vedi di vendere a un editore La Pantera Rosa. Fantastico. Vediamo se possiamo chiamare ragazzi anche un giardiniere. Vediamo un po'. Chiama un servizio. Vediamo se troviamo dov'è il servizio. Servizio. Eccolo qua. Che è successo? No, che ho fatto? Aspetta, chiamo un servizio. Allora, cameriere occasionale, pizza a domicilio. Niente, non c'è purtroppo il nostro grande ragazzone. Il giardiniere l'hanno rimosso. Allora, ce ne andiamo finalmente a letto. Allora, vediamo un pochettino. Andiamocene a letto. Per quanto riguarda Edward, dov'è Edward? Vediamo un po'. Dov'è finito? Sta dormendo nella vasca. Si è addormentato nella vasca.
No, dai, ma quale pisolino durante il bagno? Esci. Allora, andiamo a farci un po' di cereali e dopo una bella dormita, dai. È giovedì, oggi non si lavora, ma domani sì. Quindi è meglio ricaricare le pile. Vediamo un po' i nostri figli. Ragazzi, non so se vi piace qua sotto. Guardate un po'. È carino, cioè è molto arredato bene, però sicuramente dobbiamo provare anche con l'azzurro. Forse ci può stare anche di più. Intanto Leonardo. Attenzione Leonardo, che succede? Cosa c'è qui? Mangia i tuoi fish and chips, mi raccomando. Prendili e mangiateli. Vedi di usare il gabinetto. Tutta questa robaccia la possiamo buttare via. Poi laviamoci i denti, se no ci cadono a pezzi. E arriviamo a 20 anni con la dentiera. Quindi è meglio fare tutto. Che è successo? Teso? Non ti preoccupare, c'è il tuo bel computerino. Vedi di giocare un po' a Bloblobic con tua sorella. In frigo ci sono ancora dei cereali. Puoi prenderli tranquillamente. E dopo un bel bagno con la schiuma ti farà stare un po' più tranquilla. Perfetto. Allora, vediamo quello che succede. Tra un'ora andranno a scuola, mentre nostra moglie vedrà di dedicarsi finalmente alla scrittura di un altro, anzi, sì, di un altro libro di genere fantasy. Perfetto. Ah, no, tra un'ora andrai al lavoro, quindi è meglio che ti fai anzi una bella partitella. Ok. Vediamo come siamo. I bambini devono andare a scuola, mi raccomando. Perfetto. Allora, ecco il nostro grande Edward, il fulcro dei ragazzi della nostra famiglia. Allora, ti fai un bel bagno. Appena finisci, sotto c'è un po' di mangiare, perfetto. Fai la colazione con un po' di frittelle. Vedi di riparare il piccolo lavandino. E dopo vedi se puoi sviluppare qualche altra applicazione per il cellulare. Per esempio, programma, eccoci qua. Crea applicazione per i cellulari. Vediamo come siamo. Sì, infatti ci servono ancora tanti soldi. Allora, vediamo un po', è ora di andare al lavoro. Abbiamo tutti i requisiti per essere promossi. Abbiamo anche ottimo umore da sfruttare. Che è successo? Che sono questi soldi? Ah, i nostri diritti d'autore. Ah, e visto che ci siamo, voglio vedere una cosa. Vediamo, leviamone uno. Azzurro, giallo, col giallo. Pure col giallo potrebbe essere bello. Col verde, vediamo col verde. Proviamo ragazzi invece con l'azzurro chiaro. Ragazzi, mi sa che pure così sono belli, dai. Proviamoli, 1 e 2. Questi li rimuoviamo. Intanto questo lo spostiamo qua. Questo lo rimuoviamo, 1 e 2. Questi li mettiamo qui. E ridipingiamo un po' tutto. Cosa c'è nell'inventario? Wow! Guardate un po'! Che bello, vediamo di metterli. Guardate che figa questa poltrona, il pensatore. Guardate che bella, questa la mettiamo sopra. Mamma mia, mettiamola un attimino qui. Che cos'è questo? Ah, la pianta dei rifiuti. Guardate questa, natura morta con mela. Guardate che bello questo dipinto. Lo mettiamo immediatamente qui per dare un pochettino di ambiente in più. Perfetto, vediamo di cosa parla. Vediamo un po' cosa ritrae. Una bella piantina. Va bene, annulla. Scendiamo sotto. Allora, vediamo di dipingere un pochettino i muri. Vediamo che cosa c'è. Proviamo ragazzi sull'azzurro tenue, anche con il bianco. Vediamo se c'è qualcosa. Vediamo il bianco. Vediamo. E dobbiamo essere precisi. Vediamo con il bianco. No. Vediamo questo. Non so quale vi piace di più ragazzi. Vediamo se possiamo provare qualche cosa di diverso. Ad esempio questo. Ecco, questo già è carino. Non so se vi piace, ma è adatto per me. Questo quadro non ci sta più. Mi dispiace di aver perso questi soldini, quindi lo dobbiamo togliere. Questo in rosso non so se ci va l'ascensione, quindi vediamo. Ragazzi, si fanno degli errori, bisogna scegliere. Piano piano il mio gusto va a modificarsi. Vediamo se possiamo prendere qualcosa tipo c'è un altro colore, tipo lo prendiamo sul... Vediamo così. Ecco, di questo colore qui, perfetto. O qualche colore tipo, ecco, che spezzi, perfetto. Allora ragazzi, abbiamo definito il nostro nuovo design. Adesso la stanza respira di più, diciamo, è molto più aperta. Ecco, questo sembra un vero e proprio ambiente moderno, se così possiamo dire. Aggiungiamo anche qualche bella pianta di cactus per rendere tutto un pochettino più adatto. Eccola qua. La mettiamo vicino alla nostra spalliera, così quando ci giriamo con il gomito, tac, 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 tutte le volte a sgraffignarci il braccio. Perfetto. E questo nostro stereo lo possiamo mettere anche qui. No, perché no? Perché no? Ah, ci deve essere anche lo spazio per osservare il quadro. Quindi il quadro lo mettiamo qui e lo stereo qui.
Perfetto. Adesso ragazzi ci sta tutto. Vediamo adesso se possiamo modificare qualche altra cosa. Per esempio dobbiamo cambiare tutti i servizi igienici. Quindi appena abbiamo più soldini vediamo di cambiarli tutti. Abbiamo i soldi per una televisione, magari la mettiamo da un'altra parte. Niente, non abbiamo i soldi. Credo che così possa bastare. Qua sopra vediamo come va. Allora abbiamo messo il nostro pensatore qui, 1 contro 1. Questo è al suo posto. Qui possiamo riempire tutto con un'altra bella libreria. Ok. Ma io vorrei prendere queste librerie un pochettino classiche, quindi è meglio aspettare un altro po' di soldi. Vediamo qua invece cosa c'è. Vediamo un po', questo è per lo studio. Qualche bel tappetone, ragazzi, antico. Guardate questo che bello. Mamma mia, tipo indiani. Perfetto. Qualche tappeto bello lungo, tipo per tutto il corridoio. Non c'è. Ecco, tipo questi, però... Vediamo, per adesso lasciamo questo. Qui dobbiamo riempire un po' tutto con qualche altra cosa. Vediamo di mettergli qualche altro elemento. Magari un bel tavolo di scacchi. Perfetto, vediamo quanto costa, 570. Ecco, per esempio possiamo aggiungere un bel tavolo di scacchi qua in mezzo. Perfetto, con delle ottime sedioline. Vediamo un po'. Pregiate. Come per esempio questa. No, ok, è una sedia della tortura. Ma quando mai? Mettiamo qualche sedia più adatta. Vediamo questa. Eccola qua. 1 e 2. Ecco ragazzi, adesso sembra davvero molto più carino. Non so se il mio gusto vi attira, però adesso abbiamo riempito un po' questa sezione. Il tappeto lo mettiamo in mezzo, tanto per fare di meglio. Questo qui. E qua gli metteremo un'altra libreria. Perfetto, creeremo la nostra biblioteca familiare. Grandioso. Che fai, Edward? Ti diverti, eh? Com'è l'ambiente qua sopra? Bello caldo e accogliente. Sotto vediamo com'è a primo impatto. Ecco, sembra molto più aperto. Ok. Che succede? Ah, il lavoro! Il lavoro! Il lavoro! Lascia perdere tutto. Lascia perdere, lascia perdere. Vai via, vai via, vai via, vai via. Vai via al lavoro. Perfetto, ragazzi, andiamocene. Vediamo quello che stiamo facendo. Ok, finalmente al lavoro. Vediamo di lavorare sodo. Perfetto. Non è che ci siamo dimenticati qualcosa sul fuoco, eh? Attenzione, meno male che abbiamo spento i fornelli. Allora, ci sono molti studenti da 8. Siamo tra loro. Perfetto, vediamo un pochettino. Diamo un'occhiata. Igiene, adesso la miglioriamo. Facciamoci un bagno con schiuma. Tu come stai andando? Come sei al rendimento lavorativo? Ah, tuo fratello è più bravo di te, eh? Vediamo di farci un pochettino i compiti. Vai in bagno, perfetto. E fai tutto. Grandioso. Vediamo Helen. Vediamo un po' quanto manca a passare d'età. Dov'è l'icona dell'età? Ah, eccola qua. Come dire, pronta, sta fermentando, in fermentazione. Ed eccoci qui, pronti con i nuovi soldini appena adesso guadagnati. Edward sta diventando vecchio purtroppo. Vediamo di andare direttamente a giocare una nuova partita. Eccolo qui. Ripuliamo un po' tutto. E dopo ci lanciamo nella programmazione di nuovi... Dove erano? Applicazioni per cellulari. Altre 300 monetine per la nostra moglie, che è stanca morta. Perfetto, facciamoci una bella dormita. E allora io direi di... Intanto qua sopra paghiamo 100.000 miliardi di acqua, perché continua a fuoriuscire. Cambiamo i servizi igienici qua sotto. Vediamo un po', una alla volta. Vediamo quanto costa una doccia come si deve. Quanto costa? 2100. Noi quale abbiamo presa qua? Questa come si chiama? Delizia doppia. E questo? Ah, allora abbiamo la doccia più bella che ci possa essere. Intanto si distrugge sempre. Il bagno lo leviamo. Mettiamo un bagno più adatto. Affidabilità 5, 5, comfort 1. Questi, affidabilità indistruttibile. Affidabilità 8. Gabinetto antico, tempi andati. Ragazzi, dobbiamo accumulare un bel po' di soldi per rifare i bagni. Intanto io qui aggiungerei qualche strumento per la palestra. Un bel tapirulan. Eccolo qua. Per iniziare a modificare un po' il nostro corpo. Questo qui. Perfetto. E questa stanza la faremo tutta adatta alla palestra. Allora, Edward, tutto a posto? Vediamo quello che stai facendo. Che cos'è questo? Giorno di lavoro stressante. Ti capisco. Tu? Ancora che stai dormendo. Qua sotto, che succede? Ripulisci, butta tutto via. Vedi di ripulire tutto. E vedi di gettare anche questa padella via. E di prenderti un pochettino di yogurt. Perfetto, hai finito i compiti, perfetto. Quindi vai a dormire alla grande. Vediamo un po', datti un colpo d'acqua con qualcuno. Invece il nostro ragazzone, eccolo qua, gettando un po' di roba. Perfettissimo. Dico sempre perfetto. Lanciamolo
a letto. E attenzione, è diventata grande, passata d'età. E adesso sceglieremo la nostra aspirazione sempre in maniera random. Vediamo un po' che cosa sarà la nostra ragazza. Abbiamo detto che dovrà diventare un topo di biblioteca, ma più che altro abbiamo detto, ragazzi, che era... Anzi, questo non lo scegliamo a caso, questo lo scegliamo proprio guardando. Dovrà diventare qualcosa nell'ambito della scienza. Vediamo un po'. Favolosamente ricca. Progenie di successo. Amica del mondo. Cervello nerd. Vediamo un po'. No, più che altro ci deve essere qualcosa nell'ambito della scienza. Curatrice, ignobile, culturista. Favilla della vita. Sì, pensa soltanto a possedere la casa più grandiosa e fantasiosa. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'altro tratto, lo sceglieremo random. Vediamo un po'. Scegliamolo random. Buona. Ok, sarà buona la nostra grande amica. Grandioso. È diventata finalmente una giovane adulta. Vediamo un po' se è vero. Eccola qua. O un adolescente. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, una studentessa di liceo, quindi è adolescente. Facciamo crescere anche rapidamente il nostro grande Leonardo da Vinci. Eccolo qua, a breve. Ah no, dobbiamo farlo dormire, perché dobbiamo magari organizzargli una festa di compleanno. Allora, vediamo un pochettino. Eccolo Edward, ancora al computer. Cosa stai combinando? Ancora applicazione per i cellulari, concentrato dopo aver avuto un'ottima sessione di gioco. Quindi riusciremo ad avere, ragazzi, ottimi miglioramenti nella creazione delle nostre nuove applicazioni. Come siamo per quanto riguarda i punti? Finisci di leggere un libro. Adesso tranquillo, amico mio. Però prima dobbiamo prenderci qua, ormai è imputridita. Vediamo di prenderci un po' di cereali e dopo andarcene a letto. Tua moglie, eccola qua. È fantastica, come al solito. Butta via. E vedi di servire per cena un po' di formaggio grigliato. Ma dopo, mi raccomando, mettiti al lavoro. Quindi scrivi un altro libro. Ancora troppo stressata. Mamma mia, mi sto impappinando con le parole. Allora, continuiamo Edward, un po' a disagio. Continueremo domani a scrivere le nostre applicazioni, a progettarle. Perfetto. Il nostro Leonardo è pronto a crescere. Purtroppo è venerdì. Allora, sabato organizziamo la festa, va bene? Vediamo un po'. No, riponi. No, riponi. Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato tasto. Va bene, non ci fa niente. Per quanto riguarda il divertimento, vediamo un po'. Ci facciamo intanto un bel bagno con schiuma. E dopo giocheremo una partita. Anzi, no, scriveremo un nuovo libro motivante. Perfetto. Visto che abbiamo guadagnato questo nuovo stato emotivo. Edward sta dormendo tranquillamente. Allora, appena ti alzi sotto. Anzi, vai a riparare quel gabinetto, se no veramente ci allaghiamo la casa. Lo ripari e dopo sotto vedi di prenderti aggiorna, sportello rinforzato e dopo fai la colazione. La mente domina i muscoli. Mi piace, un libro molto fiducioso. Fai colazione con un po' di frittelle. Perfetto. Allora, la nostra grande ragazzona, la nostra grande amica, che la nostra Helen finalmente si è riuscita a riprendere. Vediamo un po', visto che sei grande adesso puoi cucinare un po' di torta al cioccolato. Potrebbe essere adatta per nutrire un po' tutta la famiglia. Attenzione, incendio! Maledizione, che è successo? Attenzione che ti bruci. Attenzione, non è disponibile. Dov'è Edward? Edward, vai a spegnerlo. Cosa è successo? Ah, lo stai spegnendo tu, mi raccomando. Vedi di spegnere tutto. Mamma mia, vedi di spegnerlo. Insieme, avanti. Mamma mia, non sento niente. Mamma mia. Ah, meno male, un po' di soldini. Il tuo primo pasto e hai già mandato tutto in fiamme. Allora, si è svegliato anche Edward, meno male. Almeno lo mandiamo finalmente a lavoro. Intanto un altro computer si è distrutto. Ok, vediamo quello che possiamo fare. Allora, la sostituiamo con i soldi che ci hanno appena dato, perché se no che cosa facciamo? Ed eccoci qua, vediamo di prendere la nostra torta. Aggiungiamo delle candeline, visto che ci siamo. E portiamo il nostro grande Leonardo a esprimere un desiderio e quindi a farlo diventare grande. Eccolo che arriva, mamma mia, pronto per aver domato l'incendio. Eccolo qua, esprime un bel desiderio. Ed eccolo che aumenta al livello successivo. Anzi, si evolve, è una specie di Digimon o un Pokémon. Perfetto. Allora, il nostro amico diventerà un pittore straordinario per essere amante dell'arte e soprattutto, qua scegliamo ragazzi, andiamo nella sezione creativo. Perfetto, ispirati, potete dividere le loro idee con gli altri, quindi è molto adatto a dipingere. Perfetto, riflessivo.
Grandioso. Ed eccolo qua, il nostro grande ragazzone. Finalmente un'altra persona. Vedi di mangiare un po' di torta, andare in bagno e finalmente dedicarti alla tua grande passione del cavalletto. Dipinto classico, grande, $100. A quanto ce l'hai l'abilità di creatività? Già a livello 4. Vedete ragazzi, tutto quello che abbiamo fatto non è stato vano. Adesso partiamo già da un'ottima base. Ma Edward è triste e vorrebbe innaffiare le piante con lacrime e noi glielo facciamo fare. Vai e innaffia le tue piante con lacrime. Vediamo un po'. Lascia perdere il computer e poi lo ripari. Ah, le innaffia con le lacrime. Pensavo che innaffiava. Ah, bene. Ancora. Ancora, innaffiamole tutte con le lacrime. Forse gli fanno bene. Vediamo un po'. Guardate che figo. Dov'è il nostro amico? Eccolo qua, sta dipingendo, ma dovrebbe andare a scuola. Vediamo un po'. No, ancora no, sono le 8. Sì, dovrebbe andare a scuola. Perché non possiamo andare? La lezione fra 3 giorni. Forse oggi è un giorno lavorativo. Un giorno non lavorativo. Va bene. Allora, nostra moglie. Eccola qua. Progetto scolastico. Gli studenti possono scegliere il tema del loro prossimo progetto. Ellen deve scegliere qualcosa di facile per avere un buon voto, oppure buttarsi su qualcosa di impegnativo, un progetto difficile. Gli ha dato un calo del rendimento poiché ora sarà ancora più difficile superare il corso con una media da 8 o più. Quindi non è riuscita ad avere quello che voleva. Però nuovi soldini. Intanto nostra moglie vedrà di riparare. Anzi no, andiamo a Edward, magari prende una bella scossa lui. Allora, vediamo un po' di riparare tutto. Ok. Eccoci qua. Allora, ripara il tuo bel computerone e magari vedi di dare una bella occhiata al frigo, un bel tramezzino BLT. E dopo vedi se puoi, amico mio, continuare a programmare le tue grandiose applicazioni per cellulare. Benissimo. Allora, cosa stiamo combinando noi? Siamo un po' tesi. Perché tesi? Per presenza criminale. Un genere, che cosa si può fare? Chi è il criminale che c'è qua dentro? Forse è entrato qualcuno. Ma, vabbè, continuiamo, vediamo un po'. Guardate che splendido dipinto che abbiamo appena adesso che abbiamo appena adesso realizzato. Vendi a un collezionista. Vediamo quanto ce lo valutano, ragazzi. Vediamo di andare. Vediamo un po'. Quanto abbiamo guadagnato? 111, ottimo lavoro. Troppo teso e furibondo. Cosa possiamo fare per eliminare questa tensione? Un bel bagno con schiuma? Perfetto. E poi possiamo anche calmarci allo specchio. Allora, facciamo diminuire questi tratti. Perfetto. Mamma mia, che schifo. Vediamo. Riparalo tu perché Edward non è proprio cosa per riparare roba del genere. La nostra moglie è a disagio. Perché è a disagio? Per un'idraulica disgustosa. Infatti, dagli una bella pulita. Perfetto. Edward continua per adesso a fare tutto quello che deve. Vediamo come siamo. Allora, ripariamo questo splendido oggettino. E dopo ce ne possiamo andare finalmente al nostro cavalletto da disegno. Vediamo un po'. Datti una sistematina prima. Giocoso. Perfetto. Un dipinto giocoso da $100. Vediamo un po'. Perfetto. Anzi, vediamo di guadagnare qualche tratto qui allo specchio. Vediamo. Datti la carica. Vediamo un po'. Forza, amico mio, che sei forte. Gli occhi della tigre. Gli occhi della tigre. Bene. Vediamo se possiamo avere un nuovo dipinto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Vediamo un po' cosa esce fuori. Ah, c'è appunto l'abilità pittura, non creatività. Va bene. Vediamo un po' dov'è Edward. Eccolo qua. Continua a realizzare le sue grandi applicazioni. Continua, amico mio, che ce la fai. Intanto nel frigo vediamo di buttare il cibo avariato e dopo di servire per cena un po' di formaggio grigliato. Perfetto. Molto a disagio. Lo so. Vabbè, non siamo arrivati a completare la nostra bella applicazione. La faremo domani. Vediamo come va. Ragazzi, forse ci siamo. Forse ci siamo. Solutore degli stati umorali. Compriamolo immediatamente e risolviamo tutti i nostri problemi. Attenzione, intanto Casper. Lascia perdere, Edward. Hai la tua bella pozioncina. Bevi e riprenditi. Stai addormentando? Qua abbiamo un pochettino di... Eccolo qua. Cosa succede? Perché non vuoi bere? Perché non vuoi bere? Bevi. Bevi. Eccola qua, ti fa riprendere. Eccola qua, guardate che bella. Avanti, amico mio. Tutte in un sorso. Tutte in un sorso. Ole. Attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, visto che ci siamo, buttiamo via tutto e dopo dedichiamoci alla nostra applicazione. Nostra moglie sta andando alla grande. Nell'altro computer vedrà di scrivere un nuovo libro. Perfetto. Riprende a scrivere La mente domina i muscoli. Nostra figlia doveva diventare una scienziata. Ormai questo tavolino può andare a quel paese. Cosa c'è per migliorare l'abilità? Vediamo, lei ha sviluppato, mi sembra, un po' di
abilità mentale. Dove si può sviluppare? Sviluppa al tavolo scientifico e alla scacchiera. Quindi alla scacchiera. Vediamo di andare alla scacchiera e migliorare la nostra nuova... Valutiamo le nostre mosse e valutiamo la nostra nuova mente. Come siamo noi? Tutto a posto? Siamo abbastanza ispirati per l'espressione artistica. Ci possiamo finire il piatto e dopo ballare un po', riprenderci e andare nuovamente al cavalletto, vendere al collezionista il nostro disegno. Allora, vediamo cosa sta succedendo. Edward, che stai facendo? Devi andare a programmare la tua applicazione per cellulari. Perfetto, tutti al loro lavoro. Alla grande, felice. La famiglia sta andando molto bene. Salviamo ragazzi per sicurezza. Tanto abbiamo finito di scrivere anche il nostro libro. Benissimo. E lo venderemo all'editore. Eccolo qua. Vediamo un po'. Vendi al nostro editore. Questo che cos'è? Pozione energica per dare energia. Possiamo prenderla ragazzi, visto che ci stiamo addormentando. No, è vuota. Ah, vabbè, non fa niente. Ok, e possiamo continuare nella scrittura. Proviamo a esercitarci a scrivere magari. Come siamo con la scrittura? A livello 7. Dobbiamo arrivare al livello 10. Come sta andando qua? Ti stai divertendo a ballare, eh? Vedi di salire al piano superiore e di farti un po' una bella... come dire, una bella pitturata. Altri $100. Vediamo un po'. Una nuova applicazione per cellulari completata. Chiamiamola iPaint. Non so se esista. Perfetto. E altri soldi proprio per la nostra nuova famiglia. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati al momento della chiusura di questo gameplay. Abbiamo completato tanti obiettivi quest'oggi. Abbiamo anche realizzato qualcosa nella nostra nuova palestra. E prima di chiudere il video cercherò di dare un tocco di classe alla nostra nuova palestra con un po' di chiarore. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, mettiamo un arredamento diverso. Un arredamento per una palestra. Vediamo un po'. Ecco, già questo potrebbe essere, dato che è una piscina. Vediamo un po', un arredamento del genere. No, che è una piscina sembra proprio, ragazzi. Vediamo se possiamo aggiungere un po' di colore al muro. Lo facciamo tutto bianco. Così. Il pavimento lo facciamo tutto in mattonelle, visto che è una bella palestra. La facciamo... Vediamo così. No. Vediamo così. Possiamo scegliere il cemento di alto livello. O addirittura possiamo scegliere una moquette. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco, un tappezzamento comfort per la nostra nuova palestrina. Eccola qua, sembra abbastanza piccola ragazzi, ma non lo è, perché adesso vediamo di ingrandirla. Allora, vediamo di aggiungere intanto questo. Così. Eccoci qua. Allora, come strumenti io metterei... Intanto... Sembra abbastanza piccola, quindi dobbiamo ridisegnarla ragazzi. Adesso me la penso come fare, perché dobbiamo ingrandirla un pochettino, magari metterla da un'altra parte, magari aggiungere un paio di metri quadri alla nostra casa e vedere di creare un ottimo ambiente. Comunque nella sezione della palestra metteremo sicuramente, eccoci qua, l'oggettino, la macchina di allenamento per la forma, per i pettorali, le gambe, tutto il resto. E anche il Pungiball. Quindi ragazzi ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, all'interno del quale vedrete sicuramente nuovi miglioramenti in quest'ambito. Ciao a tutti!